Figlio di contadini, vissuto per tutta l'infanzia vicino alla terra, Giotto riportò nell'arte la natura che i pittori del suo tempo avevano dimenticato. Il mondo pittorico di Giotto ha riferimenti ben precisi, chiare derivazioni da gente che l'artista ha veduto, da luoghi che ha frequentato. I suoi paesaggi spesso ricordano con evidenza la campagna dove trascorse l'infanzia, le scabre e cretose colline del Mugello, illuminate da qualche macchia di avara vegetazione. È credenza popolare che il pittore sia nato in questa casa nel 1266, un anno dopo Dante, di cui divenne poi amico. In questo paesaggio la vita dei pastori ci rende facile credere all'aneddoto di Giotto fanciullo, sorpreso da Cimabue mentre disegnava una pecora, senza avere imparato modo nessuno di fare ciò da altri che dalla natura, come scrisse il Vasari. Il piccolo pastore, chiamato poi ad un così alto destino, deve avere profondamente amato questi luoghi per riuscire a trarne la lezione che lo rese celebre e la capacità di rinnovare l'arte della sua epoca. Oggi la campagna che vide Giotto fanciullo, pur conservando il suo volto antico, è rinnovata dalla forza di macchine agricole che testimoniano di una energia nuova e rendono meno pesante all'uomo la sua fatica. La trebbiatura traduce in realtà le speranze degli agricoltori. Ai tempi di Giotto la si eseguiva spingendo i buoi in tondo sui covoni ammassati, però la gioia per il raccolto finalmente messo al sicuro era uguale a quella di oggi. Anche sulle strade dritte che attraversano i campi, i pazienti buoi hanno ceduto il posto ai trattori, altro segno della nostra epoca. Come le nuove costruzioni schiette e luminose, sorte per dare un più accettabile modo di vita a chi lavora la terra. Ma esistono ancora vecchie fattorie immutate da epoche lontane, tipi umani che ci riportano alla pittura del maestro. Gesti, volti espressivi straordinariamente simili a quelli che Giotto rese eterni con la potenza della propria arte. Gli affreschi nella Cappella degli Scrovegni a Padova sono forse la maggiore opera giottesca. La natura che il pittore amò vi inquadra con impressionante evidenza il dramma umano. Anche le architetture dipinte negli affreschi hanno dirette derivazioni da quelle che l'artista aveva ammirato nelle antiche città dell'Umbria, come la romana porta di Spello. Ma è Assisi la città umbra che Giotto amò maggiormente, quella dove lavorò a lungo, decorando con mirabili affreschi la chiesa di San Francesco. Da secoli il tempio sorto sulla tomba del santo è meta di ininterrotti pellegrinaggi.
l'arte vi si è piegata con mirabile aderenza alle suggestioni della fede. Giotto non cedette al simbolismo né al gusto della decorazione. Dipinse le umili storie del poverello ispirandosi anche qui alla realtà, cioè alla vita dei frati che perpetuavano il culto del santo. Frate Francesco negli affreschi prega, vive, soffre in modo chiaro ed evidente. Il pittore, per dare maggiormente l'impressione della realtà, ha raffigurato in uno dei dipinti perfino il classico Tempio di Minerva, che ancora oggi si affaccia sulla piazza Maggiore di Assisi. Tutto il mondo classico esercitò grande influenza su Giotto, che lo studiò a Roma quando vi giunse insieme a Dante nel 1300. Qui ammirò anche le chiese medievali dai campanili slanciati. I chiostri con le file bianco-nere di chierici gli suggerirono forse gruppi d'angeli per i suoi affreschi. Vi ammirò l'arte dei marmorari romani, evidente nei mosaici, nei seggi marmorei, nei pavimenti delle chiese. Echi di tale ammirazione si scoprono nelle nozze di Canaan della Cappella degli Scrovegni di Padova. Umanissima nella sua compostezza, la Madonna d'Ognissanti a Firenze segnò per la pittura un'epoca nuova, una nuova luce dopo secoli d'oscurità. E ancora una volta le architetture dipinte sono testimonianze del mondo reale. Le ritroviamo nelle antiche mura merlate, nelle difese medievali della città, nelle porte gotiche. Nell'epoca di Giotto si costruiva con mirabile senso artistico. Palazzo Vecchio e gli altri edifici del suo tempo lo ricordano attraverso i secoli, ma accanto a loro oggi si vedono nuove e ardite costruzioni che continuamente sorgono sotto l'impulso della vita moderna. Malgrado le diverse esigenze e le mutate condizioni di vita, nell'aspetto dei nuovi edifici si ritrova il nitido profilo toscano che dà loro diritto di cittadinanza nei vecchi quartieri provati dalla guerra. Sui ricostruiti ponti dell'Arno ferve un intenso traffico che è l'espressione del nostro tempo, ma il fiume rispecchia ancora le snelle architetture medievali e ci riporta così a Giotto. Giotto che fu dotato di un impareggiabile senso costruttivo sia in pittura che in architettura. Infatti nel limpido cielo di Firenze si innalza quel campanile che fu battezzato con il suo nome e che suggellò il volto della città.